Benvenuti, oggi è sabato 9 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:33 e tramonta alle 16:54. La luna si leva alle 13:19 e cala alle 23:25. Oggi è il giorno di Sant'Oreste. Il nome Oreste deriva dal greco e significa montanaro. Oggi 9 novembre è la giornata contro il fascismo e l'antisemitismo, proclamata dalle Nazioni Unite in ricordo della notte tra il 9 e il 10 novembre del 1938, passata alla storia come Notte dei Cristalli, in riferimento alle vetrine delle migliaia di negozi ebrei distrutti. Ricordare il passato è di fondamentale importanza per evitare di compiere gli stessi errori in futuro, avendo sempre chiaro ciò che non vogliamo accettare nel presente, come episodi di violenza ed emarginazione che vengono troppo spesso sottovalutati. Auguri a Giovanna Mezzogiorno, oggi cinquantenne. Figlia d'arte dell'attore Vittorio, comincia a recitare in teatro a 21 anni, quindi il debutto al cinema ne è Il viaggio della sposa di Sergio Rubini. La consacrazione arriva grazie a L'ultimo bacio di Gabriele Muccino. Tra gli ultimi film ricordiamo Basilicata Coast to Coast, Vincere e Napoli Velata. Compie 61 anni Biagio Antonacci, uno dei big della scena pop italiana. Entra nel mondo della musica come batterista di piccole band di provincia e viene lanciato da Aaron a Sanremo nel 1988 tra le nuove proposte. Il successo arriva con il terzo album, Liberatemi. Tra gli ultimi album ricordiamo chiaramente Visibili dallo spazio e i singoli Seria e Telenovela. Festeggia 50 anni anche Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus per 19 stagioni. Con i bianconeri, Pinturicchio, soprannome trovato per lui da Gianni Agnelli, vince una Champions League. Con la nazionale è campione del mondo nel 2006. Nel 2007 ha lasciato la sua impronta nella Champions Promenade, vincendo il Golden Foot, mentre nel 2017 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Al grido libertà, libertà tra i fiumi di birra gratis offerta dai locali, decine di migliaia di tedeschi festeggiano il 9 novembre del 1989 la caduta del muro di Berlino, considerata uno degli eventi più importanti della storia. Dopo 28 anni di separazione, Est e Ovest abbattono la parete innalzata dall'Unione Sovietica nel 1961. Ma sapete che esiste un particolare fenomeno detto effetto fionda? Immaginate di essere su un veicolo nello spazio. Quando vi avvicinate a un pianeta, questo eserciterà una certa forza di gravità, in grado di curvare la traiettoria del vostro veicolo. È possibile risparmiare tempo e carburante proprio sfruttando il cambio di direzione e di accelerazione dovuto alla presenza del pianeta. Questa manovra viene detta effetto fionda. Buon weekend ai 12, con una luna in acquario stravagante ed estrosa, lo zodiaco sembra riprendere forza e fantasia. Vediamo un po' cosa dicono le stelle. Ariete, Giove, anche se ancora alle prese con una borbottante Venere, oggi forma un bellissimo trigono con la Luna, quindi fantasia, idee, amici non mi mancheranno e anche la voglia di organizzare una gita o un weekend fuori porta con chi amate. Ottimo in amore. Toro, la Luna in Acquario non è proprio un toccasana in questo momento così delicato e teso in cui dovete stringere degli accordi importanti. Plutone però
ci penserà ben bene a rendere tutto molto saldo. Alcuni di voi potrebbero avere qualche crisi di gelosia, forse sentite il partner un po' distante, gemelli. Il bellissimo trigono della luna di oggi dall'Acquario amico, che si associa col vostro Giove nei vostri gradi, rende tutto meraviglioso. Oggi è una giornata piena di abbondanza, di benessere e soprattutto di tanto affetto intorno a voi. Cancro, giornata oggi veramente molto piacevole, proprio perché quando la luna, la vostra luna in Acquario, vi riempite di fantasia estro e creatività. Oggi saprete più che mai gestire una serie di situazioni molto importanti a livello affettivo, di cui come sempre siete il cuore e il fulcro. Leone, giornata molto importante oggi, proprio perché Marte, Nettuno e anche Urano dinamizzano di molto tutto il vostro cielo. Rimane solo Plutone ancora un po' nemico, e anche se il Sole è in Scorpione e vi fa stancare un po', oggi siete comunque motivati a trascorrere un weekend attivo e, perché no, anche lavorativo se è il caso. Vergine, giornata oggi che vi fa perdere il trigono della luna, a cui tenevate molto per quello che riguarda il piano affettivo, che sembra essere abbastanza saldo per ora, ma occorre dialogare un po' meglio, proprio perché volete essere sicuri e giocare a carte scoperte. Ebbene, questo non tarderà ad arrivare. Bilancia, stupendo il trigono della luna in Acquario oggi, che vi corrobora di estro, morbidezza e di amicalità, ma parla soprattutto di amore e di passione, quindi godete appieno la giornata, perché l'amore è tornato ora, non resta che viverlo. Scorpione, giornata oggi che prevede la quadratura della luna con il sole. Probabilmente questo creerà un dispendio di energie, o forse vi potrebbe fare sentire soli rispetto agli amici. Beh, fate il primo passo, contattate voi, non aspettate che vi chiamino, prendete l'iniziativa. Sagittario, giornata oggi molto interessante, proprio perché la luna nell'amico Acquario stimola bene il vostro Mercurio, quindi torna la voglia di comunicare serenamente e agevolmente, senza troppo provocare. Se ancora c'è un po' di lontananza o confusione in amore, presto la cosa finirà. Capricorno, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna nella casa dell'economia e della finanza. Potete essere soddisfatti del vostro piano economico, ma si può sempre fare di più, e la vostra ambizione non tarderà a impiegare quella luna in una direzione ancora una volta estrosa, inaspettata e positiva. Acquario, la luna oggi nei vostri gradi non è certo il vostro pianeta preferito, ma con quell'accordo bellissimo del trigono di Giove oggi vi porta gioia, espansività e anche una buona dose di fortuna, quindi sfruttate bene la giornata che si presenta ricca e iperattiva in amore, fortunatissimi. Pesci, giornata oggi veramente molto valida, proprio perché il cielo si fa un po' più calmo, rimane la quadratura di Venere su Nettuno, quindi qualche incomprensione in amore, ma sicuramente i vostri progetti hanno dei sogni molto ampi e riuscirete a compensare molto. In pochi se lo aspettavano. Il 9 novembre del 2016 il repubblicano Donald Trump viene eletto 45esimo presidente degli Stati Uniti. Per lui il 46% di voti contro il 54% di Hillary Clinton, ma il magnate newyorkese vince negli stati che gli assicurano il maggior numero di grandi elettori. Niente obblighi, niente aspettative, nessun impegno. Questo è il significato dell'espressione inglese no strings attached, che è letteralmente traducibile con senza stringhe allegate. Si usa per indicare una situazione in cui si è totalmente liberi di agire, in cui non si ha nessun legame. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Quando nel 1942 entrò nell'ufficio brevetti, quasi le risero in faccia.
Hedy Lamarr era la diva del primo nudo integrale della storia del cinema, quella degli innumerevoli mariti, l'attrice capricciosa e instabile. Ma tutti ignoravano che prima di puntare sulla bellezza aveva studiato ingegneria a Vienna. Ecco perché aveva ideato il Secret Communication System, un sistema di comunicazione codificata che poteva servire per combattere i nazisti. Ci salutiamo con la frase del giorno. Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. L'appuntamento di oggi termina qui. Passate un buon sabato e mi raccomando, non fate troppo tardi perché vi aspetto anche domani per un nuovo appuntamento dell'Almanacco. Non mancate! Buona giornata dalla vostra Martina.